Sei un assassino di libertà. Ha pagato il suo conto con la giustizia. Sante Covre da oggi è un uomo libero, ma non si stanca di professare la sua innocenza, sottolineando come il killer di Corrado Pianche e Paola Longo, i fidanzati di Cordignano uccisi nel settembre del 1995, sia ancora fuori. Nell'intervista rilasciata al Gazzettino nell'ultimo giorno di condanna da scontare, Covre, ora 68enne, continua a ribadire di aver passato gli ultimi 22 anni in carcere ingiustamente e vuole battersi per la revisione del processo per togliersi per sempre di dosso il marchio dell'assassino. C'è un errore però, perché io non li ho uccisi. Io dico tutto sì, ma tranne che assassino. Condannato all'ergastolo in primo grado, a 28 anni in appello, pena confermata in Cassazione, Covre ha mantenuto in carcere un comportamento ineccepibile, tanto da aver beneficiato di uno sconto di 5 anni. Ora ha chiuso il suo debito con la giustizia e comincia, dopo tanti anni dietro le sbarre, a pensare al futuro. Di trovarmi un lavoro, prima cosa, di fare quel poco che mi rimane di vivere e passarlo dignitosamente.